Questa mattina la Giunta Comunale di Gallarate ha approvato importanti iniziative che si assommano al buon alimentare approvato settimana scorsa. Abbiamo approvato un sostegno alla disabilità, oltre 270.000 euro destinate in parte alle scuole, sia per acquisire più ore per il sostegno e il diritto allo studio, sia per creare dei locali inclusivi all'interno degli istituti comprensivi. Oltre a questo daremo dei soldi al polo culturale con cui verranno acquistati arredamenti e strumenti utili per i ragazzi disabili, quindi per rendere questi spazi davvero inclusivi. Inoltre daremo 1.000 euro a tutti i ragazzi e a tutti gli studenti gallaratesi che dalle scuole materne alle scuole superiori hanno una disabilità riconosciuta ex articolo 104 del 1992. Oltre a ciò daremo dei soldi agli gli oratori estivi che sono andati da fare quest'estate per garantire dei servizi alla cittadinanza. Sosterremo poi anche le borse di studio per il merito, nel senso che quest'anno abbiamo avuto molti studenti che sono contraddistinti per risultati scolastici, quindi daremo un riconoscimento a tutti i ragazzi che sono usciti dalle scuole medie con 9, 10, 10 lode e per quelli che sono usciti con 100 centesimi dalle scuole superiori. Oltre a ciò abbiamo previsto un contributo anche per le società sportive, quindi per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che va da 500 a 1.500 euro a seconda dell'attività svolta durante questi mesi. Sono interventi che potranno sicuramente essere utili in questo periodo per provare ad uscire da questo mese difficile di dicembre e ci auguriamo tutti quanti che nei prossimi mesi con le attenzioni dovute si possa ritornare ad una vita migliore e soprattutto si possa tornare a vivere liberamente le nostre città.